Convivere con le erbacce e le sterpaglie. Forse mai come quest'anno i quartieri agrigentini si sono ritrovati abbandonati a se stessi. Emblematico è il caso di Fontanelle, dove il comune non è riuscito a scongiurare la distruzione dell'unica area verde lungo il viale Sicilia, malgrado l'assessore Domenico Fontana fosse stato informato in tempo utile sulla necessità di intervenire per impedire la scomparsa delle piante divorate dal fuoco. Una domanda su Fontanelle. Oggi c'è un articolo pubblicato, la situazione a Fontanelle è abbastanza critica, con erba alta, insomma un grave pericolo, ci potrà essere incendi, insomma cosa pensate di fare effettivamente, Assessore? Allora, questo, così come tantissime altre segnalazioni, noi siamo sommersi dalle segnalazioni, sono frutto di un sistema di gestione del tutto inefficiente, che è proprio quello che stiamo cercando di cambiare. Il punto di partenza è la variante che abbiamo sottoscritto. È chiaro che a partire dal periodo subito successivo alle ferie ci dovremo occupare in modo molto incisivo dello spazzamento e dello scerbamento. Le settimane sono così trascorse inutilmente, senza nessun intervento che potesse in qualche modo evitare lo scempio che è sotto gli occhi di tutti. Non si è stati capaci di tutelare il patrimonio comunale. Le palme di Viale Sicilia, delle quali ci eravamo occupati assieme tempo fa, sono andate distrutte dal fuoco. L'assessore Fontana aveva promesso di intervenire dopo le ferie, adesso dovrà preoccuparsi di ripulire l'ambiente dalla cenere. Il problema è proprio questo, è grave aver segnalato un problema che poteva sussistere e vedere a distanza di poco tempo che quel timore si è verificato, vedendo assessori che sono più preoccupati alle proprie ferie che non al compito di amministrare bene questa città. Consigliere Palermo, il Consiglio Comunale a questo punto dovrebbe chiedere conto all'assessore della distruzione dell'ambiente. Sa qual è la mia preoccupazione? Di essere una nota stonata. Io auguro che a questa nota stonata se ne associno molte altre per cambiare sinfonia, perché la musica ascoltata negli ultimi decenni, ma soprattutto nell'ultimo periodo, è una musica che non sta portando risultati positivi. Quindi io mi auguro che questo Consiglio prenda posizione in questo caso e in tanti altri e spero che avvenga, ed è una speranza sempre più flebile però. Che ci sia più responsabilità amministrativa. Glielo ripeto, il fatto di aver sottolineato e aver chiesto l'intervento prima che potesse accadere l'irrimediabile e vedere che l'irrimediabile è accaduto è qualcosa di grave.